Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte di questa nostra puntata di TV7 Match che dedichiamo, come abbiamo detto in apertura, alla questione delle banche, dei truffati delle banche, ai tanti, alle migliaia di risparmiatori che sono rimasti coinvolti nei crack bancari. In particolare questa sera parleremo delle due banche popolari venete, Ermanno, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Allora, sono due banche che sono praticamente fallite. A salvarle dal fallimento è stato un Presidente del Consiglio che ha detto no, è meglio metterle in liquidazione, e così siamo passati dalla giustizia all'ingiustizia. Sono stati truffati 200.000 persone, ci sono 300.000 sequestri di case, abitazioni, perché chiaramente poi spiegheremo come queste banche hanno truffato queste persone che hanno fatto un'ipoteca, e c'è un fallimento di 20 miliardi. L'esito che abbiamo, di cui parliamo oggi, è che i giudici hanno detto non è possibile andare avanti a giudicarli perché i reati sono prescritti. Allora, 200.000 persone attendevano non i soldi, queste ormai se la sono messa via, salvo spiccioli che hanno tentato di restituire attraverso dei piccoli rimborsi, ma credevano perlomeno nella giustizia, perché lo Stato si prende l'onere di fare giustizia al posto del singolo, perché è giusto che sia così, altrimenti diventa un caos. Ma 200.000 persone non sono state gratificate dalla giustizia e ne hanno diritto. Perché è successo? E questo è l'incipit di questo pezzo di trasmissione, e abbiamo con noi degli ospiti. Certo, li presento subito per i telespettatori che sono a casa. Abbiamo con noi l'avvocato Fulvio Cavallari. Buonasera. Buonasera Cavallari, e grazie di essere qua nei nostri studi, è un rappresentante dell'Adusbef in Veneto. Saluto sempre in studio Patrizio Miatello. Buonasera Miatello, buonasera a tutti i telespettatori. Presidente dell'associazione Ezzelino da Onara Terzo, un'associazione che ha assistito e sta assistendo ancora i risparmiatori coinvolti in questo crack. Abbiamo in collegamento l'avvocato Barbara Puschiasis. Buonasera avvocato. Buonasera a voi e buonasera a tutti i telespettatori. Grazie anche a lei di essere per la disponibilità. Per i telespettatori, Barbara Puschiasis è presidente dell'associazione Consumatori Attivi, se non vado errato. Anche voi avete seguito ovviamente i risparmiatori, perché non sono solo i risparmiatori veneti che sono rimasti coinvolti, ma anche, come dire, anche in altre regioni. E saluto qua in studio Giampaolo Pinton. Buonasera. Buonasera. Pinton, lei è un autore, abbiamo invitato, è un sociologo anche, ma è anche uno scrittore, e ha pubblicato un libro nel 2017 intitolato Il massacro delle popolari venete. Ecco, sono passati 4 anni dal giorno in cui sono state messe, poco più di 4 anni da quando le banche sono state messe in liquidazione, Ermanno. Sono state messe in liquidazione per ovviare a una serie di trucchi di cui parleremo anche adesso, cioè regalate ad altre banche, e se ne aggiuvoleranno un sacco di persone, faranno soldi un sacco di persone. Chiaramente chi è stato truffato non riceverà quasi nulla, salvo attività, appunto, che ne parleremo anche, di una sorta di rimborso, ma solo ad alcuni risparmiatori che hanno determinate caratteristiche, ma diciamo che il business grosso, la truffa grossa non è stata, diciamo, cicatrizzata, è ancora aperta, e a spalancarla è questa decadenza dei termini per condannare le persone che hanno attività che sono pressoché mafiose, credo, o addirittura delinquenziali, perché non è possibile che tante persone siano state coinvolte e non abbiano un minimo di giustizia. E allora passiamo al primo contributo. Certo. Processo prescritto.
Veneto Banca è un processo prescritto. La truffa bancaria finisce in farsa, lasciando migliaia di risparmiatori rovinati, ma soprattutto senza giustizia. A ringraziare è l'ex amministratore delegato dell'istituto, Vincenzo Consoli, unico imputato nel processo che si salva dal reato di aggiotaggio finito in prescrizione all'inizio della settimana. Adesso gli occhi sono puntati al 25 dicembre. Per Natale infatti scatta la prescrizione per l'accusa di ostacolo alla vigilanza, altro reato che permette alle parti civili di chiedere i danni ammesso che ci siano i soldi. Il tempo è poco e difficilmente il dibattimento potrà chiudersi e andare a sentenza prima delle festività natalizie. Un regalo amaro per le migliaia di risparmiatori traditi. Il processo per il crack di Veneto Banca era iniziato a Roma nel 2015, arrivando all'udienza preliminare a fine 2017, ma poi a marzo 2018 il giudice per l'udienza preliminare Lorenzo Ferri clamorosamente accoglieva l'incompetenza territoriale sollevata dalle difese degli imputati, rispedendo il fascicolo in Veneto, a Treviso, in un tribunale piccolo e a corto di giudici. Tutto tempo perso che è andato a favore della prevedibile prescrizione dei reati. Sono i tempi previsti dal codice, che nel caso di processi complessi e con numerose parti civili valgono quanto un pass per uscirne senza colpe. Ma se l'esito di questo primo processo sembra ormai segnato, restano aperti altri due filoni. Uno per associazione per delinquere finalizzata alla truffa a carico di un gruppo di manager della banca. Un procedimento anche questo rallentato durante l'estate a causa dei computer non adeguati a caricare tutti i documenti da notificare alle difese in vista della chiusura delle indagini. L'altra parte riguarda invece la bancarotta fraudolenta. È questo il filone che teoricamente ha più possibilità di non finire in prescrizione, ma anche qui le lentezze non mancano. Al momento infatti è tutto fermo in attesa che la Cassazione decida su un ricorso riguardante la dichiarazione di stato di insolvenza della banca stessa. La battaglia continua, ma c'è il serio rischio che tutto finisca senza un colpevole e tutti restino impuniti per l'inadeguatezza della giustizia italiana, lenta e a corto d'organico. Come dire, cari cittadini, siete rimasti truffati, rovinati economicamente, ma non ci sono colpevoli perché il tempo per poterli giudicare, secondo la legge, non c'è. È una cosa accettabile? Certamente no. Non lo è per le vittime, non lo dovrebbe essere nemmeno per chi è chiamato a fare giustizia. Allora, Fulvio Cavallari, avvocato, era possibile fare più in fretta questo giudizio, questo processo? Io faccio un esempio, che Borsellino e Falcone hanno messo in galera sine die 130 persone col maxi processo in molto meno tempo, e qui invece poveretto perché il tribunale è piccolo e non ci passavano tutti, non ho capito perché. E seconda cosa, prego. Nel processo di Veneto Banca è intervenuto un ping pong fra procure, fra tribunali per la questione della competenza territoriale. Questo, cioè quali tribunali? Quello praticamente di Treviso e quello di Roma. Prima era cominciato a Roma il procedimento, si era incardinato a Roma, era partito anche bene, si stava appaiando a quello di Vicenza. Poi invece, come correttamente ha detto il servizio, è stato sollevato eccezione di incompetenza territoriale sui reati ovviamente contestati, e a quel punto lì Roma ha rimandato il tutto a Treviso. Treviso praticamente ha fatto ripartire da zero le indagini. Beh, è giusto che sia così, però mi scusi, i giudici di Roma non sapevano, non si sono domandati guardandosi allo specchio, dice ma che cavolo stiamo facendo? Perché sono competenti, no? Giusto? O sono dei cretini? No, sono sicuramente... può capitare a me, no, certo. Io non sono un giudice, dico la faccio io. Poi uno dice guarda che forse stai sbagliando perché non capisci niente e quindi è meglio che gli lasci al Tribunale di Treviso, no? Ma allora non è che sia una questione di scelta la competenza territoriale, allora... perché viene fissata praticamente dal codice di procedura penale. Era sbagliato il codice? No, non è che è sbagliato il codice semplicemente dice che la competenza territoriale è del tribunale del luogo dove si consuma il reato, dove si esaurisce la fattispecie tipica del reato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Bene. Allora, evidentemente in prima battuta Roma aveva
ritenuto di essere competente. Sollevata l'eccezione... No, mi scusi, dove si compie il reato? Nella sede principale della banca? No, qui c'erano 3 tipi di reato che erano contestati. C'era l'aggiotaggio, il falso in prospetto e l'ostacolo alla vigilanza. E quindi praticamente per alcuni tipi di reato evidentemente Roma si sentiva competente. Di fronte all'eccezione delle difese invece è saltato fuori che la competenza era del Tribunale di Treviso, è da lì che è successo il pasticcio. C'è stata una differenza di interpretazione. Un giudice che giudica quindi al di sopra delle parti non è in grado di capire se è competente lui. No, non riesco a capire. No, ci sono scusi, me la deve spiegare meglio. No, certo, ci sono dei tecnicismi che non è facile da spiegare, questo è pacifico. E, no, ma la spieghiamo al pubblico perché sono incazzati questi. Si discute sempre, no? Ci sono tesi che si contrappongono ovviamente in aula, non c'è, diciamo così, un'interpretazione monolitica e unica del diritto. Allora chi decide dopo che i giudici hanno deciso di essere competenti? Chi decide? Allora se praticamente il giudice, se c'è un conflitto di attribuzione di competenza, decide la Corte di Cassazione, per intenderci. Allora questi giudici, per essere sicuri di non fare una cretinata, perché l'hanno fatta, potevano chiedere subito in Cassazione e dire siamo competenti noi, diteci di sì o di no, perché sennò qui il processo non finisce bene, perché sono lì per fare giustizia. Sì. No, sono lì per fare giustizia, ma non perché deve fare una sentenza, ma perché il procedimento sia giusto prima, poi la sentenza deve essere coerente con il giudizio, giusto? Vabbè, corretto. Ecco, allora, mi spieghi perché? Non ho capito, continuo a non capire. Allora, su determinati tipi di reato, non so come può essere l'aggiotaggio, l'ostacolo alla vigilanza, bisogna cercare di capire dove si è compiuta la condotta, dove si è compiuto, diciamo così, la fattispecie che ha esaurito la previsione normativa del codice. Allora bisogna andare a fare un raffronto fra quella che è la fattispecie in concreto, e quindi i fatti, e vedere come si incasella nella norma di diritto. È un'operazione che dovrebbe essere quasi meccanica. In realtà è opera di interpretazione. No, in realtà purtroppo questa operazione di incasellamento a volte è assai complessa, non è semplice. E lì purtroppo quindi i giudici di primo grado non erano competenti, non capivano quello che stavano facendo. Possono nascere divergenze di opinioni fra giudici e ovviamente le difese degli imputati. Ma siccome succede spesso, possibile che succeda così spesso? Oppure è uno strumento, Miatello, è uno strumento per tirarla per le lunghe? Ma diciamo che i tecnicismi che ha spiegato l'avvocato Cavallari sono diciamo, tutte le insidie giuridiche che ovviamente servono per difendere chi ha avvocati di un certo tipo, pagati salatamente, che è ovviamente tutto il sistema finanziario e bancario. Io non sono avvocato, però sono convinto che il motivo che è stato buttato alle ortiche 2 anni di indagine a Roma, che aveva fatto un lavoro eccezionale, perché con quel lavoro noi col professor Bettiol il 29 dicembre del 2016 abbiamo ottenuto i documenti dalla Procura di Roma. Quei documenti che il professor Bettiol insieme a Mazzon hanno studiato molto bene, e abbiamo portato le banche a tirar fuori i 600 milioni per la transazione che è partita a febbraio. Quindi se non c'era Roma... No, ma aspetti, quindi se noi siamo riusciti a ricattare le 2 banche, attenzione, o voi tirate fuori dei soldi e fate una transazione, o noi questi documenti li diamo in mano a tutti gli studi legali d'Italia. Questo è stato quello che noi abbiamo detto alle 2 banche. Bene, sono partiti con la transazione, nel frattempo arriva febbraio, vabbè, viene la cancellazione, arriva dopo 1 anno, c'è stato qualcuno che dopo la legge che ha cancellato le banche e le ha regalate con tutto l'avviamento a Banca Intesa, a gennaio 2018 qualcuno ha avuto l'idea di dire: boh, c'è il procedimento a Roma di Veneto Banca e a Vicenza per Popolare Vicenza, chiediamo
che venga chiamata a rispondere Banca Intesa. Subito Popolare di Vicenza hanno detto non esiste, perché aveva lo scudo da parte dello Stato nel decreto di cancellazione banche. Roma invece il giudice ha detto sì, chiamiamoli, non guardando che c'era lo scudo. Quando si è accorto della cappella che aveva fatto, ha dichiarato l'incompatibilità a marzo 2018 e là il processo è finito. Questa era, quindi è stato una leggerezza del giudice che è costata molto cara all'epoca a Banca Intesa, perché quando è venuta fuori la notizia, Banca Intesa, io mi ricordo bene, perché io con un responsabile di Banca Intesa avevo fatto tirare fuori 100.000 euro per i casi sociali. Quando sono stati chiamati a Roma, che il giudice gli ha detto signori adesso venite in udienza, Banca Intesa mi ha detto Miatello non ci chiami più, non esiste più niente, noi dei risparmiatori veneti non esiste, stop. E da quella volta non hanno più risposto e i 100 milioni di euro li hanno fatti sparire nonostante che Banca Intesa li avessi messi al bilancio. Quindi in sostanza avete fatto qualcosa, avete chiesto qualcosa, il giudice ha sbagliato, Banca Intesa gli ha fatto un mazzo così, portando il giudice a dire mi sono sbagliato, non è territorio, mandiamo tutto a Treviso. Bene, e là è andata. Questo giudice è disoccupato? No, questo giudice è un giudice dei tanti giudici che fanno andare avanti la giustizia in Italia, che non c'è mai stata e mai ci sarà per i risparmiatori. Contro il sistema bancario, qua ci sono degli avvocati, cioè non c'è nessuna speranza, c'è il TUF, c'è il TUB, c'è Banca d'Italia che controlla, non controlla, Consob controlla e non controlla, cioè siamo all'assurdità, all'idiozia. E allora lei diceva bene 300.000 ipoteche, ma ci rendiamo conto che se anche non ci fosse stato il Covid, l'apocalisse economica del nord-est era già segnata. Ora, con quello che è successo col Covid, tutta quella gente che qualcuno è stato alleviato dal fondo, ma c'è gente che non sopravviverà a questo e non è sopravvissuta. Su 320.000 persone, solo 144.000 hanno fatto domanda. Perché? Perché non ce l'hanno fatta. Sono morti. Qua si parla del vaccino del virus, ma l'apocalisse che abbiamo subito con i risparmiatori, e per fortuna che è arrivato il 30%, ma quel 30%, se lo ricorda bene Cavallari e la Puschiapisis, prima era il 100% con rivalutazione monetaria e interessi legali, perché tu Stato hai creato delle vittime, devi indennizzarle al 100% con gli interessi legali. Poi la legge per qualche sapiente è stata cancellata, ci hanno levato via 1 miliardo e nessuno ha parlato, e ci hanno pioppato il 30% che io ho dovuto inginocchiarmi perché c'è la gente che si ammazzava. Leggete il messaggio che mi è arrivato stamattina di uno che ha letto di qualcuno che ha detto che è stato bloccato, c'è il 5 Stelle che ha fatto un emendamento. Questo qua mi ha scritto che si ammazza se non gli arriva i suoi soldi. E io gli ho detto stai tranquillo, che sono tutte balle, dovete smetterla di buttare zizzania per niente. Il fondo c'è, per fortuna quel poco c'è, perché l'abbiamo fatto partire noi, chi ha combattuto e chi ci credeva su sta cosa qua. No, buttare zizzania non funziona e tutti cazzate. C'è gente che è sopravvissuta a sta cosa e purtroppo non è finita, perché questa vicenda non ha insegnato niente, perché Banca d'Italia non ha cambiato niente, il sistema bancario non gli interessa. Ma mi scusi, perché dovrebbe interessargli? Ma non gli interessa niente, perché tanto non parlano niente. Allora forse i nostri telespettatori non sanno che la Banca d'Italia è interamente di proprietà delle banche.
Per cui, scusate, se Banca d'Italia è a servizio delle banche, perché dovrebbe fare danni contro il padrone? Allora, perché se no li licenziano, sono loro che stabiliscono chi è il presidente, chi è il segretario, chi è quello che è. La BCE è uguale. Beh, la BCE è più democratica di tutte le banche d'Europa. Scusate. E allora è chiaro che comandano loro. Per cui, ma questo va ripetuto perché la gente si renda conto che la politica è al servizio delle banche, non è al servizio nostro. Noi lavoriamo una vita, mettiamo via un po' di soldini e poi la banca ce ne priva. Perché noi siamo gli schiavi delle banche. Dottoressa Puschiasis, ha un nome un po' complesso. Il suo parere su questo comportamento delle banche e il comportamento della politica? Beh, è una domanda molto ampia la sua, mi ci vorrebbero giornate e giornate per rispondere. Cerco di fare una sintesi un po' anche alla luce di quello che stiamo purtroppo vivendo. Ovviamente non posso che associarmi a quello che sia Patrizio che Fulvio hanno detto prima di me, nel senso che l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle la battaglia per portare a casa questo benedetto fondo, e proprio quella battaglia è stato l'emblema di una lotta tra poteri, potere politico, potere economico. Abbiamo cercato di forzare portando avanti quindi la socialità, quindi le persone, quindi il capitale umano. Abbiamo cercato di valorizzare quindi quello che è il ruolo del risparmiatore nel sistema bancario, perché senza il risparmiatore il sistema bancario non va avanti purtroppo, ma questo non si è ancora voluto capirlo appieno. In questi anni il sistema bancario è stato completamente stravolto con dinamiche di potere che hanno visto quasi concentrare su uno o due istituti il sistema bancario. Ovviamente un sistema bancario sempre più sordo ai bisogni del cittadino. Quello che era il patrimonio delle banche popolari, dico patrimonio in termini di capitale umano ma anche in termini di attenzione verso il territorio, con le riforme che sono state richieste al sistema è stato completamente spazzolato. In più i procedimenti penali l'hanno evidenziato, ci sono state delle dinamiche territoriali, anche politiche, ma soprattutto economiche, che hanno portato a quei disastri a cui stiamo cercando ancora oggi di mettere le pezze. Quindi io mi immagino che anche nell'imminenza delle prossime elezioni si ritornerà, anzi alcuni politici ritorneranno a rispolverare il tema. Perché? Perché l'hanno sempre utilizzato come un modo per creare consenso elettorale. E l'abbiamo vissuto veramente in prima linea questo, con degli spot che assicuravano ai risparmiatori delle Venete di poter recuperare il 100% di quello che era stato perduto, e poi invece con la restituzione ai risparmiatori di un fondo che non rispettava queste attese. Ad oggi, dopo anni nei quali stiamo lavorando su questo fondo, stiamo ricevendo i rimborsi, ma il fondo è stato aperto nell'agosto del 2019 e ad oggi non sono ancora concluse le procedure di pagamento dell'indennizzo del 30%, non del 100%, del 30%. Quindi è una procedura che è stata pensata molto lunga, farraginosa, piena di ostacoli. Come ricordava anche Patrizio, neanche la metà dei risparmiatori che avrebbero potuto accedere al fondo sono entrati in questo fondo, e molto meno della metà, forse sì e no, un terzo, hanno ricevuto l'indennizzo, quindi stiamo parlando di circa 100.000 risparmiatori. Si sta parlando di rimanenze sul fondo, non è ancora chiaro e nessuno ci vuole dare delle risposte su quanto in questo fondo ad oggi
ci sia ancora. Ricordiamo che questo fondo era di 1.575 milioni di euro. Gli ultimi dati dicono che circa 500 o poco più milioni di euro sono stati utilizzati per indennizzare 90.000 risparmiatori. Quindi la battaglia che tutti noi stiamo cercando di portare avanti, noi che siamo riusciti a restare insomma più o meno uniti nonostante la distanza per il Covid e l'isolamento, è quella di ricordare al governo, ricordare alle forze politiche che l'avanzo di questo fondo dovrà essere diviso tra i risparmiatori delle banche venete, che ovviamente ad oggi non hanno ancora ricevuto tutto il loro patrimonio perduto, hanno ricevuto un 30% di soldi che non erano ricchezze, ma erano risparmi, erano progetti di vita. Abbiamo tantissime persone che avevano pensato e progettato di utilizzare questi soldi per costruire la propria casa, per aiutare i figli negli studi, per affrontare le spese della vecchiaia o quelle legate alla salute. Invece tutto questo si è infranto. Stiamo cercando di raccogliere i cocci, ma veramente a fatica. E il grande ulteriore tema sarà quello con AMCO e con Banca Intesa. Perché ad oggi, ricordiamocelo, oltre ai risparmiatori che hanno perduto i loro denari, ci sono i risparmiatori che si trovano indebitati nei confronti di queste banche. Ma perché c'è banche di Intesa e di AMCO? Ne parliamo tra un po', allora se no ti anticipa i contributi. Giampaolo Pinton, lei ha scritto un libro, no? Vuol farlo vedere un attimo? E ci dice il riassunto, come è stato motivato questo libro? Cosa l'ha spinto a scrivere Il massacro? Beh, devo dire che è una piccola storia singolare, anche perché io rappresento un po' una pagina di piccola storia con questo libro di fronte ai legali e ai presidenti di associazioni che sono i membri attivi in questo momento. Ma pensiamo che è stato scritto 5 anni fa, quando io avevo già fatto una ricerca di un anno, quindi un momento storico proprio diverso e che non si sapevano tutte queste cose. Allora, perché l'ho scritto? L'ho scritto prima di tutto perché sono un risparmiatore ferito. Anch'io sono nel branco delle persone che sono state truffate. Sono una persona che ha seguito per anni le assemblee dell'associazione della Popolare di Vicenza e avevo visto la mia azione arrivare ad un importo che non avrei mai sperato e avrei detto le stesse cose che ha detto l'avvocato, proprio perché era una forma di risparmio, perché il valore delle azioni popolari, voi lo sapete, non è stabilito dal mercato come le banche che sono quotate eccetera, ma è stabilito dal Consiglio di amministrazione. Paradossalmente non c'è la Consob, non c'è nessuno, stabiliscono i 69 euro, mi pare che fossero arrivati a 69 euro, no? 62 euro, e partendo da 10, tenete conto, tutti i risparmiatori hanno detto abbiamo fatto il vasetto dei risparmi, il salvadanaio per il futuro. Allora, proprio, come dire, moderando incontri che legali avevano diciamo, iniziato a fare con l'intento di dare un aiuto ai risparmiatori, e diciamo che ne ho moderati una decina con i primi legali che si sono poi schierati quando non c'erano nemmeno, diciamo così, i portatori della causa tipo Miatello o tipo tanti altri, no? Quindi ho detto, ma a questo punto la materia merita un po' di ricerca e se possibile fissiamola su un libretto, come dico io, un libretto che ha una parte di narrazione, quindi di storia, e ha una parte di dati e di nomi, quindi con grande attenzione bisogna parlarne per rispetto alle persone, certo. E quindi mi sono fatto delle note per non sbagliare. Voglio dire che la considerazione principale, chiamiamola la filosofia del libro, parte dall'articolo 47 della Costituzione,
Felice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e discipline, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. E allora, questo doveva essere la premessa di una polizza di assicurazione dello Stato per tutti quelli che hanno rimesso i quattrini. Parliamo di 207.000 persone, di cui 119.000 della Popolare di Vicenza, ma questa, secondo me, è stata un'organizzazione coincidente. Le due banche non è che abbiano fatto un disegno, perché voi sapete c'era stato un incontro nel Friuli tra Zonin e Consoli perché si voleva fare un'unione, poi non si sono messi d'accordo come spartire il potere e ognuno è andato per la propria strada, e coincidentalmente o per una serie di affidamenti impropri. Voi sapete che soprattutto la Popolare di Vicenza aveva un giro di amicizie che aveva ricevuto finanziamenti per decine di milioni senza garanzie. Nel mio libro sono citati nomi e cognomi citando la fonte, perché da una parte è vero che hanno usato i soldi, in realtà sono bail-in. Bail-in è quella modalità in cui i fallimenti delle banche vengono trasferiti su che cosa? Sui risparmiatori, sugli azionisti. E lì è stato il primo bail-in in Italia, in realtà, anche se non si era mai parlato. Poi con la cessione per un euro alla Banca d'Intesa in weekend fatto dal Presidente del Consiglio di allora Renzi, non so cosa sia successo e non so come potranno diciamo, rispondere e tenere fede ai diritti degli azionisti e soprattutto dei risparmiatori. Torno a bomba. Il concetto fondamentale è che questi affidamenti, che sono importi estremamente pesanti, non erano garantiti da niente. Cioè si parla anche di 50-60 milioni di affidamenti. Se volete vi faccio dei nomi che non ho problemi di fare perché sono documentati. Allora, i nomi riportati da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera all'epoca: Luca Parnasi con 16,4 milioni di euro, potenziale costruttore del nuovo stadio di Roma, una società fatta di campioni di calcio, Giovinco, Iaquinta, Guardalben, Amoruso, 23 milioni di finanziamento di soldi prestati. Società del Mare Grado, del noto faccendiere amante di calcio, scusi, Zamparini. Ma sono stati restituiti? No! Ecco, questo è importante. Questo è il problema. Le banche, soprattutto la Popolare di Vicenza, non è stata in grado, diciamo che una mancata di liquidità c'è stata in parte, facendo un'analisi obiettivamente dei fatti. Voglio dire, andiamo avanti con l'Ombre dell'Etruria per 12 milioni. Quindi la città Sant'Angelo, il responsabile che ha concesso questi crediti, no? Sì. Oggi non paga pegno. Non paga pegno, e le dico di più, e vi dico di più. Io nel momento della scrittura di questo libro ho cercato di avere delle interviste e ho avuto un'intervista all'ex direttore generale, che era il numero 2, il gigante Samuele Sorato, che tra l'altro sul piano umano è una persona da rispettare e da nel senso capire. Che non morsica. Prego? Non morsica, non tira calci. No. Però ti frega il portafoglio. Sì, ha ragione. Io non lo so. Comunque ho avuto una dichiarazione che il suo potere... la gentilezza è una cosa, sì, ma serve anche a truffare. Certo, ma non volevo giustificare con i sentimenti umani la truffa, assolutamente. Sì. Volevo dire però che questo signore mi ha lasciato una dichiarazione che ho riportato nel libro, che lui aveva potere solamente per dare affidamenti ai dipendenti e che tutti gli affidamenti venivano fatti dal Consiglio, cosa che addirittura Zonin negava e diceva: io non so niente, li ha fatti il Consiglio. Tanto per chiudere, perché altrimenti non voglio portare via parole e tempo prezioso ai miei colleghi che danno delle notizie importanti. Il signor Sorato, a proposito, quando è stato messo alla porta da Zonin perché aveva cominciato a raccontare un po' di cose, a parlare, è andato via con una liquidazione di 4 milioni e 2. Mi sembra un po' un discorso, non so come le liquidazioni. È stato licenziato perché non faceva le cose fatte bene, gli è andato 4 milioni. E nel 2014
al bilancio del 2015, la Popolare di Vicenza perdeva 1 miliardo e 400 milioni, dati ufficiali questi. Allora, il valore delle azioni era già piombato. Zonin ha preso un premio del Consiglio di amministrazione di 1 milione, perché è stato bravo ad amministrare. Queste sono le banche che sono in Italia. È un colabrodo. Giustamente prima si parlava di giustizia e di ingiustizia con la sua premessa. Ma non c'è giustizia, sete di giustizia, ma l'acqua è avvelenata dal sistema, perché guardate, apro una parentesi, guardate cosa sta vivendo l'MPS. Signori, se lo Stato non avesse il 65% delle azioni, sarebbe bail-in puro, Certo. cioè sarebbe un altro fallimento per decine di miliardi. No, vi rendete fosse conto in che situazione siamo? Magari fosse un fallimento, almeno ci potrebbe essere anche un piccolo ritorno, un ristorno. Potrei andare avanti, ma non voglio portare via tempo. Perché l'abbiamo visto in altre situazioni di questo genere, che il curatore del fallimento aveva recuperato tutto e poi è stato ammazzato. Sì, allora, ci fermiamo un attimo di pubblicità e poi riprendiamo naturalmente per capire cosa sta succedendo in queste banche.